Ok. Allora, mister, una prestazione in cui forse è emersa un po' di fatica dopo 2 settimane di lavoro, però bisogna dire che la Virtus Verona, forse forte di una grande tradizione, ha giocato una grande partita. Sì, loro erano freschi, hanno fatto 3-4 allenamenti, noi abbiamo un carico importante dal pre-ritiro, questi 12 giorni di preparazione dal punto di vista sia atletico e tecnico-tattico che ha pesato sui ragazzi, si è visto oggi, però mi è piaciuta l'applicazione, la voglia, l'intensità che hanno messo, è mancata sicuramente lucidità, è mancata reattività, è stato un impegno dal punto di vista atletico molto importante e questo ci fa crescere a livello condizionale. Ha dato nell'occhio il fatto che ci fossero 7 giocatori di movimento in panchina, 5/6 indisponibili, o comunque a parte c'è un po' di preoccupazione per quelli che sono gli infortuni che sono emersi in questi giorni? Assolutamente no, perché a parte Di Mariano, appunto, che come sapete ha subito una piccola lesione, le altre sono gestioni normali sui carichi. Abbiamo attenzionato Stulaz, abbiamo attenzionato Aurelio, domani rientrano pienamente in gruppo. Buttaro ha subito questo trauma contusivo in allenamento che ha portato questa infiammazione al ginocchio, ma contiamo di recuperarlo per il ritiro di Pinzolo. Di conseguenza la scelta di venire in ritiro con questi giocatori era per far sì che facessero sempre di più gruppo, che i nuovi si integrassero immediatamente, questo sta succedendo. Di conseguenza sono normali gestioni, non mi preoccupo del fatto di perdere un amichevole, ma di come stiamo lavorando e da questo punto di vista sono molto contento e stiamo gestendo appunto queste piccole cose che sono fisiologiche in un ritiro. Mister, che impressione hanno fatto i nuovi acquisti? Luciano e Ceccaroni hanno già giocato 90 minuti e sembrano già in forma. Bene, anche Ceccaroni si sta adattando a un ruolo che può fare ma che non è il suo. Abbiamo giocato con 2 laterali bassi che sono 2 centrali perché oggi non avevamo alternative, dunque sicuramente ha modificato qualcosa nella proposta offensiva dove riuscivamo magari ad andare poco al cross con gli esterni difensivi, però mi è piaciuta l'applicazione, la voglia di stare insieme nonostante qualche difficoltà oggettiva a livello di organico, qualche difficoltà dovuta alla mancanza di lucidità che è fisiologica del momento del ritiro, però applicazione, volontà, voglia di fare c'è e su questo continueremo a lavorare. Cosa si aspetta dal calciomercato a livello di ruoli e caratteristiche? Stiamo lavorando bene col direttore Rinaldo, per me sono arrivati calciatori importanti, l'ultimo è De Planche che è un giovane di importante di prospettiva, c'è la volontà di migliorare ulteriormente la squadra e di conseguenza stiamo lavorando su vari obiettivi per far sì che la squadra migliori sempre di più anche da questo punto di vista. Mister, mi ha dato un assist, come si gestisce l'alternanza tra Piace e De Planche? Non c'è alternanza perché c'è una gerarchia dovuta al campionato scorso, Mirko ha fatto molto bene, la società ha fatto un acquisto mirato di grande prospettiva come De Planche, il campo parla, però c'è una gerarchia e Mirko partirà come nostro portiere titolare. Da un punto di vista di geometrie, quanto è importante il recupero di Stulaz per la questione statuale? Leo sapevamo, viene da 7 mesi di inattività, nonostante fortunatamente già alla fine del campionato scorso avesse recuperato, ha lavorato quest'estate ed era fisiologico che potesse avere qualche affaticamento muscolare, l'abbiamo gestito con grande attenzione, da domani rientra, comunque speriamo che il percorso sia pulito anche per lui da questo momento in poi. Buonasera mister, volevo chiederle innanzitutto di Vasic, che abbiamo visto in entrambe le amichevoli in una posizione più offensiva, quasi da trequartista. È quello il ruolo che ha scelto per lui oppure lo sta soltanto provando e lo vedremo pure da altre parti? Ma come sapete per me il calcio è fatto di occupazione degli spazi, dunque mi ho detto bravo Alo a attaccare la porta, ha fatto tanti gol anche a Padova, dunque quando c'è uno sviluppo del gioco in cui ci muoviamo in determinate zone lui è pronto a attaccare la porta, gamba, intensità, ma anche oggi ha subito tanti falli e secondo me quando starà meglio dal punto di vista condizionale sarà più difficile anche per gli avversari accorciarli e farli fallo. Marisa, a chiudere. Mister, come cambia la preparazione della squadra con questo probabilissimo rinvio del campionato? Ma noi siamo totalmente concentrati sul fatto che ci sia la Coppa Italia il 12, il campionato il 19, di conseguenza se non ci saranno comunicazioni ufficiali stiamo lavorando forte, come vedete non modulo la preparazione in funzione delle amichevoli ma in una crescita costante dal punto di vista atletico e dal punto di vista tecnico-tattico nell'attesa di avere giocatori funzionali al ruolo e di migliorare tutto quello che stiamo facendo insieme. E come cambiano le strategie di calciomercato considerando che molte società ancora non sanno in che campionato giocano, alcune potrebbero produrre dei giocatori svincolati? Ma penso che le nostre strategie sono state ben chiare e abbiamo acquisito 6 calciatori funzionali all'idea di calcio che vogliamo sviluppare, che possono andare bene per il presente, sono anche dei prospetti importanti per il futuro del Palermo, vogliamo continuare a costruire una squadra importante e lavoriamo intensamente col direttore Rinaldo sul mercato per trovare i profili che possono alzare ulteriormente il livello della nostra squadra. Luffa e tutto il mondo a chiudere. Da un punto di vista tattico c'è un aspetto in particolare su cui avete lavorato in allenamento che oggi ha ritrovato un
hanno vinto la Virtus Verona? È stato più difficile ritrovare certe cose perché giocare con due laterali bassi che sono difensori centrali, la manovra a volte aveva un tempo di gioco ritardato che già con la lucidità che manca dovuta alla preparazione e alla difficoltà oggettiva che possono avere due centrali a giocare laterali bassi ha condizionato un po' la velocità della manovra e quando non sei reattivo, non sei lucido, anche la qualità del passaggio, la scelta giusta filologicamente non è quella corretta, però ne ero consapevole, lavoriamo per migliorarci. Sabato 22 c'è l'amichevole contro il Bologna, è vero che sono amichevoli, ma si aspetta una prestazione diversa o fa tutto parte insomma di un percorso di preparazione? Bisogna stare calmi, siamo in ritiro, sono amichevoli per prepararci, affrontiamo una squadra di Serie A, ci prepareremo al meglio per migliorare dal punto di vista atletico, sulla reattività, sul fatto di essere più pronti sotto certi punti di vista e anche nello sviluppo del gioco, se speriamo di recuperare un paio di giocatori che possono rendere più funzionali i ruoli rispetto alle caratteristiche. Grazie, arrivederci. Grazie.